Nonostante le difficoltà siete riusciti a portare a casa anche l'edizione del 2024. Chi vuole ringraziare? Bruno Bernardi è il sindaco di Borso del Grappa. Aprola è l'amministratore comunale di questo comune meraviglioso, che sono riusciti in mezzo a mille difficoltà che ho vissuto anch'io a produrre quella che è stata la festa di quest'anno. Io credo che quando il potere economico scavalca il buon senso vengano fuori queste cose, ma noi ancora una volta siamo riusciti a essere ancora più forti e difatti siamo riusciti a dare la visibilità che si deve dare alle nostre maglie del Grappa con questa manifestazione, perché lo meritano i malghesi, che sono gli eroi moderni del nostro tempo. Sono stati lanciati tanti moniti questa sera proprio per considerare quello che è il periodo che stanno passando i malghesi, che non è facile. Quest'anno purtroppo le condizioni atmosferiche non hanno aiutato. Prima troppa pioggia, adesso troppo sole, non sono il massimo per le produzioni di malga, per le condizioni nelle quali vivono i malghesi, per cui sono molto in difficoltà. Il turista non è arrivato come doveva arrivare, stanno arrivando adesso, ma è molto tardi già. Noi dobbiamo aiutare queste persone, perché senza queste persone non potremo degustare i loro prodotti meravigliosi, non potremo avvalerci della tipicità del nostro territorio, ma soprattutto non avremo nelle montagne la sentinella che sono i malghesi.